Sì, la vita è meravigliosa se non se ne ha paura. Tutto quello che ci vuole è coraggio, immaginazione e un po' di soldi. E adesso che le prende? Non posso più danzare, le mie gambe. Oh, isterismo, è lei che lo vuol credere. Non è vero. Sì, altrimenti si batterebbe. Per cosa dovrei battermi? Ah, vede? Lo ammette. Per che cosa dovrebbe battersi? Per tutto. Per la vita stessa. Non le basta forse? Per viverla, soffrirla, goderla. Per che cosa battersi? La vita è una bella, magnifica cosa. Anche per una medusa. Ah. Per che cosa dovrebbe battersi? E poi lei ha un'arte, la danza. Non si danza senza le gambe. Conosco un uomo senza braccia che sa suonare uno scherzo sul violino con le dita dei piedi. Il guaio è che lei non vuole battersi. Lei si è arresa, non fa che adagiarsi sui malanni e sulla morte. Ma c'è una cosa altrettanto inevitabile quanto la morte, ed è la vita. Viva, viva, viva! Pensi alla forza che è nell'universo, che fa muovere la terra e crescere gli alberi. E c'è la stessa forza dentro di lei, purché solo abbia il coraggio e la volontà di usarla. Francesco è sordo-cieco, ma nella vita ha raggiunto tanti traguardi. Ora è avvocato e presidente del Comitato delle persone sordocieche. Francesco Mercurio è un riferimento importante, sia dal punto di vista umano che legale, per le famiglie che hanno al loro interno una persona sordocieca, e nel suo ruolo di presidente del Comitato delle persone sordocieche della Lega del Filo d'Oro è sempre pronto a mostrare diritti e opportunità. Francesco è nato non vedente e poi ha perso l'udito a 10 anni, quando già viveva nell'istituto per ciechi dove i suoi genitori lo avevano mandato per offrirgli una migliore possibilità di affrontare la vita. La scoperta della Lega del Filo d'Oro lo porta ad un'ulteriore trasformazione, a diventare ancora più protagonista non solo della sua vita, ma anche della vita della Lega. Incontra le istituzioni nazionali, diventa presidente del Comitato delle persone sordocieche e si aprono davanti a lui e alle persone con minorazioni della vista e dell'udito prospettive che al tempo di Sabina Santilli, fondatrice della Lega, erano assolutamente inimmaginabili. Ora continua a impegnarsi per portare la luce, quella luce interiore che si accende dentro ognuno quando le proprie capacità vengono esaltate al massimo. Sono tante le tappe ideali che Francesco Mercurio immagina per le persone sordocieche: la ricerca di identità e di uguaglianza, il percorso scolastico, le provvidenze sociali, il lavoro, la gestione autonoma del patrimonio, la vita indipendente, la possibilità di viaggiare. E allora, cari ascoltatori, noi siamo in diretta qui al Bosco dei Sogni, ultimo martedì di maggio, proprio con Francesco Mercurio. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Max, grazie e buonasera a tutti. Che bello incontrarti, conoscerti. Mamma mia, quante cose fai, tantissime. Beh, diciamo che vi do da fare, ecco, cerco di darmi da fare sempre. Allora, tra le altre cose, ho scoperto anche che ti piace volare. Tantissimo, tantissimo. Mi piace, adoro volare, stare sempre in cielo, fosse per me stare sempre a volare. E oltretutto noi ci incontriamo oggi, questo appunto incontro speciale, perché è uscito il tuo primo libro, Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo, il primo addirittura di una trilogia. È un'emozione meravigliosa, è veramente una cosa spettacolare, appunto il primo romanzo di una saga ed è bellissimo finalmente poterlo pubblicare. Devo ringraziare l'editrice che ci ha creduto, gli amici che mi hanno convinto a fare questo passo e sono veramente tanto emozionato. Lo crediamo bene. Intanto, questo titolo così particolare, hai addirittura coniato un nuovo genere, il fantanoir, lo hai descritto il tuo romanzo, il tuo primo di una saga, fantanoir. Allora, di cosa parla Boris Giuliano, questo poliziotto del XXIII secolo? Allora, è un poliziesco naturalmente, ma è anche un poliziesco fantascientifico. Io devo fare una premessa importante, nel senso che
per capire di cosa parla dovrei spiegare un attimo come è nata questa Certo. storia, perché c'è, diciamo, un antefatto che io nel libro spiego, che risale al 2003. Nel 2003 io facevo parte di all'epoca non c'era ancora internet, facevo parte di una mailing list che facevo parte di un gioco di ruolo via email a tema Star Trek. E che ruolo avevi? Allora, io ero entrato, diciamo, su questa nave, su proposta di un amico, perché io ero appassionato di Star Trek. Mi piaceva e mi piace tuttora Star Trek, sono un fan di Star Trek. E questo amico mio, che faceva il capitano su questa nave che stava nascendo, mi propose di far parte dell'equipaggio e di creare un personaggio che fosse il capo della sicurezza. E in quei giorni io stavo leggendo un libro bellissimo del grande Carlo Lucarelli, che raccontava storie di mafia e di antimafia. E c'era la biografia di questo grandissimo poliziotto che è stato Boris Giuliano, che ha colpito tantissimo la mia fantasia. Io non sapevo come chiamare questo capo della sicurezza, stavo scrivendo il profilo, dissi, ma come lo chiamo a questo? Mi imbattei nella biografia di questo grande poliziotto, uno dei più grandi eroi della storia del nostro paese, e dissi no, se io dovessi creare un poliziotto vorrei che fosse come lui. E quindi ho scelto un nome che sicuramente non mi sarei mai dimenticato. Ho smesso di giocare qualche tempo dopo, all'epoca non c'era ancora la connessione wireless come oggi. Quando sono andato all'università a Urbino, mi sono trasferito a Urbino, e quindi ho dovuto smettere di giocare, però la passione, cioè la voglia di mettere in scena questo personaggio mi era rimasto, quindi ho creato un contesto ideale che è praticamente un mix tra quelli che sono i miei gusti, tra la mia passione per la fantascienza, per Star Trek, e la mia passione per i polizieschi, quindi per i romanzi di Camilleri e poi di Giovanni, di Lucarelli. E quindi praticamente che cosa parla? Parla di una storia immaginata in un universo simile Star Trek. Siamo nel 2200, qualche decennio prima dei fatti di Star Trek, Sì. un universo parallelo, e c'è questo Boris che si chiama Boris per motivi ovviamente completamente diversi dal Boris originario, dal grande poliziotto, che tra l'altro non si chiamava Boris, ma si chiamava Giorgio, e Boris era un appellativo che gli era stato dato in seguito, ecco. E per cui poi è diventato famoso. Il mio personaggio invece si chiama proprio Boris perché ha una mamma russa e un papà italiano, quindi è quello il motivo per cui Boris Giuliano. E sostanzialmente in quest'epoca c'è un'unione terrestre, quindi un'unione tra la Terra, gli stati della Terra e i pianeti che la Terra ha colonizzato, e in questa unione terrestre c'è una polizia federale che è la USIS, Union Security and Investigation Service, e praticamente racconta la storia di questo Boris e della sua squadra di polizia federale, quindi un poliziesco ambientato in quest'epoca fantascientifica dove ci sono macchine che volano, le armi sono prevalentemente armi laser, ci sono moto che volano, ci sono astronavi qualche volta perfino il teletrasporto, ma la cattiveria umana purtroppo rimane sempre quella. Apro anche un attimo una parentesi per citare una tua frase divenuta molto nota, molto conosciuta, e cioè: la nostra società deve rallentare perché man mano che corre aumenta il numero delle persone deboli che lascia indietro. Hai appunto la sensazione che questa cosa si stia un po' modificando? C'è più attenzione adesso, al giorno d'oggi, o è rimasta ancora un po' questa frenesia di guardare avanti e chi c'è e chi non c'è non importa? È sempre difficile fare un'analisi generale su questo, cioè nel senso generalizzare è sempre sbagliato, no? Quindi ti posso dire che ho entrambe le sensazioni, perché comunque ci sono, diciamo, dei contesti in cui magari c'è una maggiore attenzione e degli altri invece in cui ce n'è meno. Diciamo che quello che sento molto, che leggo molto in giro, è che oggi si tende a parlare di più e più facilmente di fragilità,
Quanto poi questo si concretizzi, diciamo, nei cambiamenti, questo è difficile dirlo. Cosa si può fare secondo te per portare più, appunto, sensibilità non solo alle persone ma anche alle istituzioni, cioè aprire maggior dialogo, maggior cura, maggior attenzione allo status di chi ha più difficoltà? Se una soluzione potrebbe essere come quella che è stata adottata nelle scuole di qualche paese scandinavo, di prevedere un'ora di educazione all'empatia nelle scuole, io questo non lo so. Quello che so è che secondo me si dovrebbe cominciare dalle scuole, dall'insegnamento dell'empatia a scuola. Cioè io non sono un pedagogista, non sono un sociologo, però credo che la questione sia molto lì, sia molto nel capire, insomma, che nella vita tutti noi possiamo incontrare dei problemi, delle situazioni difficili, e che se vogliamo aiutarci, cioè se non ci aiutiamo non si crea una situazione migliore, ecco. Quindi bisognerebbe comprendere questo, che alla fine siamo tutti membri della comunità umana. Solo che non so se accadrà mai questa cosa nella realtà oggettiva, perché poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla natura umana, sul conflitto degli interessi che ci porterebbero lontani, ecco. Però sicuramente migliorare si può, perché secondo me in quest'ultimo secolo su alcune cose siamo migliorati molto. Quindi migliorare è possibile, non saremo mai perfetti, ma migliorare è possibile. Sai, te l'ho chiesto proprio perché leggendo tra le righe, tra le pieghe della trama del tuo romanzo, tutto questo si scorge appunto un voler riportare maggiore attenzione, ma in una maniera anche molto precisa e nel contempo delicata. Ed è una cosa scritta con tale sensibilità che veramente cattura, anche perché, come i nostri ascoltatori che ci stanno già scrivendo, ti stanno salutando, viene anche un po' da chiedersi: ma è possibile che al giorno d'oggi ci sia ancora così tanta disattenzione? D'altro canto, tu stesso dimostri quante cose si possono fare avendo però una certa consapevolezza, una certa anche struttura che dall'inizio ti ha aiutato poi a spiegare le ali, diciamolo così. Perché, ad esempio, tu hai scritto un libro bellissimo, certo, quindi anche i nostri ascoltatori, sai, permetti la domanda, ma come hai fatto? Com'è stato scrivere un libro così? Premetto, io sento grazie ad un impianto cocleare, quando me lo tolgo non sento nulla e sono cieco dalla nascita. Come ho fatto? Io fin da bambino ho sempre fantasticato molto e probabilmente mia mamma e mia sorella ricordano ancora un gioco buffo che facevo da bambino, che a loro appariva assolutamente privo di senso, ma che in realtà nella mia fantasia aveva un grande significato, che era quello di prendere un fazzoletto di stoffa e contorcerlo facendo una serie di versi con la bocca. In realtà io era come se mi facessi dei film e nella mente, cioè immaginavo delle scene, delle situazioni e cercavo di rappresentarmele, quindi la tendenza a fantasticare ce l'ho sempre avuta fin da bambino. E poi c'è stata la passione per la letteratura, per la mitologia greca, per l'epica. Quindi come ho fatto? Io non lo so come ho fatto, perché io non potrei fare a meno di immaginare, di fantasticare. Io dico sempre che la fantasia e l'ironia sono stati i miei strumenti di sopravvivenza, fondamentalmente, di fronte alle difficoltà della vita e alle fatiche del qui ed ora della quotidianità. Non saprei come farne a meno, ecco, di fantasticare. Quello che è cambiato è che ho imparato a mettere per iscritto quello che è fantastico e a dargli uno schema. Perché io prima fantasticavo, ma erano delle fantasie passeggere, diciamo, prive di struttura, perché non le mettevo su carta, anche perché scrivere in braille, soprattutto scrivere come facevo io da bambino, come si faceva quando ero piccolo io, con la tavoletta, con il punteruolo, era faticoso e oltretutto i fogli non erano mai abbastanza. Con l'arrivo del computer mi sono scatenato e
e poi nessuno mi ha più fermato. E meno male, questo libro, oltre al fatto, appunto, a tutte le attività che svolgi di presenza, di informazione, di aiuto, di sostegno, questo libro stesso vale tantissimo come testimonianza del fatto che la diversità non preclude nulla di quello che appunto abbiamo dentro, che possiamo continuare appunto a dare. Io, guarda, leggo anche la sinossi per dare un'idea ai nostri ascoltatori e devo dire che hai descritto una società molto vicina alla nostra, molto simile alla nostra. Comunque, la sinossi del tuo libro... I suoi difetti, perché sì, poi infatti... mano a mano che la saga andrà avanti vedremo anche i difetti di questa società che sembra così perfetta nei primi racconti, e poi però mostra anche l'altro lato della medaglia, appunto. Allora, il titolo è Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo. Nei primi decenni del XXIII secolo tutti i paesi della Terra si sono ormai federati da tempo sotto un'unica bandiera, dando vita all'Unione Terrestre, poi ribattezzata Unione Umana. L'Unione, dopo aver superato la crisi climatica e ripulito dall'inquinamento l'atmosfera terrestre, è oramai uno stato solido che, partendo dalla Terra, si espande con le sue numerose colonie fino a una distanza di circa 1000 anni luce e una potenza a livello galattico che intrattiene, con le altre specie con cui è venuta in contatto, rapporti di alleanza, neutralità o di ostilità. Gli enormi progressi fatti dalla nostra specie però non hanno debellato il suo lato oscuro. Per combatterlo l'Unione si è dotata di una polizia federale, la USIS, Union Security and Investigation Service. Questo che stai per leggere è la storia di Boris, un giovane commissario del USIS, ex membro dei corpi speciali, che non si è mai occupato prima di investigazioni, e dei ragazzi della sua squadra, il team HM1. Che operano sulla Terra, prevalentemente in Europa occidentale e spesso in Italia. Due alieni, Gade e Toran, emigrati nell'Unione con le loro difficoltà di integrazione con la specie dominante, sono appunto inclusi, più una nippo-canadese, Mila, cresciuta nel lusso da genitori divorziati, con una forte vena artistica e una passione sfrenata per le arti marziali, la scienza, la danza e il genere maschile, decisamente fuori dalle regole, ma idealista e filantropa. Un informatico indiano, Sahid, con una grave disabilità motoria, si muove grazie a un complesso sistema di nanoelettrodi che lo fanno apparire un robot timido, riservato e ai margini dell'agenzia, che vede nella nuova assegnazione la sua ultima spiaggia. I 4 sono capitanati dal suddetto Boris, papà italiano, mamma russa, è un uomo pratico, è un leader silenzioso, dotato di uno spiccato senso del dovere, ossessionato segretamente dal mito della mamma eroina, vigilessa del fuoco, morta in un incendio quando lui aveva solo 5 anni. Ex membro delle teste di cuoio, palestrato, esperto in armi, esplosivi, combattimento corpo a corpo e gestione delle operazioni, perennemente in cerca della forma fisica migliore. I 5 non sono certo un'unità investigativa d'élite dentro l'agenzia, ma il loro impegno è assoluto, la loro dedizione è totale. Sinceri, coraggiosi, generosi, non esitano a dare tutto per lo svolgimento delle missioni assegnate e la risoluzione dei casi affidati. Questa è la loro storia. Sai, Francesco, mi sembra di aver letto quasi la trama di un film, anzi tolgo il mi sembra. Sì, mi rendo conto, e in effetti io preferisco sempre, mi piace, cioè se devo scegliere tra action e gialli preferisco action, perché il giallo dopo un po' mi annoia, cioè di solito dei gialli, se mi piacciono i gialli è perché mi colpiscono i personaggi o l'ambientazione. Per esempio adoro Montalbano per l'ambientazione, per il clima, se no il giallo in sé senza azione mi annoia, quindi sì, c'è tanta azione in questi racconti. Allora, il primo racconto, che poi è diventato il secondo nella cronologia ufficiale, prima che sapessi di stare scrivendo una saga, perché io mica l'ho capito subito, è stato La Tana delle Tigri, che è nato da una cosa che avevo da bambino. Io ero affascinato e terrorizzato, come spesso capita ai bambini,
dalla Tana delle Tigri descritta nell'Uomo Tigre, il cartone animato. Sì? La Tana delle Tigri era questo posto terribile dove l'Uomo Tigre era stato portato per essere addestrato alla lotta e dove venivano portati questi bambini che venivano rapiti, di solito bambini orfani che nessuno andava a cercare, che venivano rapiti per essere preparati a questa lotta, ed era questo luogo dove questi bambini subivano delle torture, venivano preparati fin da bambini al combattimento. E io fin da bambino mi chiedevo, ma com'è questa Tana delle Tigri? Come è fatta? E un giorno decisi di raccontarmela. E la mia amica Valentina, che poi, con cui poi abbiamo inventato questa spiritosaggine del personaggio di Sveva, lesse questo mio primo racconto, disse: Fra, è bellissimo, devi assolutamente continuare, voglio sapere come va a finire. E così è nata la saga, quindi per dirti come lavora la mia mente, ecco. Certo, sai che leggendo già la sinossi del libro, che già così appunto cattura, perché apre a scenari subito, immediatamente, la tua passione è risultata evidente per la serie Star Trek, perché mi ricordo che in un'intervista fatta a Nichelle Nichols, che è appunto la mitica Uhura della prima serie che è durata solo 3 stagioni, lei ha detto che a un certo punto ci ha pensato un attimo, ci ha ragionato un attimo, quando ancora stavano filmando all'epoca, fine anni 60, e si è detta, ma insomma questa USS Enterprise, ok, racchiude nel suo ponte di comando un alieno, un'africana, un orientale, un americano, un europeo e un russo, e tutti insieme vagano per l'universo, nel senso come conoscenza, di condivisione e tutto il resto. Quindi lei ci ha ragionato su, è andata da Gene Roddenberry, che è il produttore e il creatore della serie Star Trek, e una volta realizzato tutto questo, che cos'era veramente il ponte di comando della USS Enterprise, gli ha detto: caro Gene, io ho capito, sai cosa stai facendo, l'ho capito, e lui le ha semplicemente sorriso. E devo dire che vedendo come hai strutturato i vari personaggi che compongono appunto la squadra, verrebbe da dire la stessa cosa. Anche tu hai fatto un gran lavoro di integrazione, di messaggio proprio di integrazione. Sì, l'obiettivo era anche quello, ovviamente, come si dice, no? Quando si parla a suocera perché nuora intenda, cioè il tema dell'alienofobia in realtà è anche un modo per parlare del razzismo e dell'inclusione e dell'inclusione sociale delle persone, per quanto possa apparire difficile, no? Quindi qui parlare di immigrazione, qui addirittura il piano si sposta, perché non possiamo neanche dire che i Bonobiani e i Kenan sono tecnicamente i nostri fratelli, perché non lo sono specie altre, non hanno neanche in comune la nostra storia. Loro non hanno conosciuto l'impero romano o le dinastie che si sono alternate in Cina, hanno un'altra storia, hanno una fisicità simile ma diversa, e quindi ovviamente le attenzioni dei razzisti che un tempo riguardavano le persone con la pelle diversa adesso si sono spostati su obiettivi che sono più difficili da difendere, perché tecnicamente non sono neanche fratelli nostri se limitiamo il discorso alla stessa specie, e quindi è diciamo un modo anche per parlare in maniera diversa di dinamiche che purtroppo sono insite nella nostra storia, no? Alla fine si sposta il tiro, ma c'è sempre qualcuno che è barbaro nella storia, che noi consideriamo barbaro per qualche motivo. Siamo vicinissimi alla pubblicità. Io mando in diretta il brano che ci hai portato oggi, Annalisa, Vento sulla Luna, e dopo ci racconti anche come mai ci hai portato proprio questo brano. Allora noi lo ascoltiamo, pubblicità, e dopo torniamo in diretta con il nostro Francesco Mercurio. A tra poco. Ora voglio solo bagnarmi la gola e una scusa mi scivola in bocca. Il mondo sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora, anche se non c'è risposta,
posso sbagliare ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare ma, non posso cambiare ma, al buio non si notano le rughe della città. Tutte le volte che vuoi facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi c'è ancora vento sulla luna, sulla luna, ancora vento sulla luna, sulla luna, sulla luna, sulla luna, sulla luna, L'anima è un bicchiere, puoi svuotarlo, riempirlo. Passo dall'essere artista ad umano dietro le quinte. Se l'occhio vuole la sua parte recitare, eccitante. Te che ci fai con la maschera? Io che perdo la pazienza all'esse lunga, mentre mangio dal sacchetto all'ora di punta. Non voglio più guardare l'ora, dimenticarmi dove sono. Posso sbagliare ma adesso lasciami andare, dimenticare il passato. Non posso cambiare ma, non posso cambiare ma, posso trovare luce nel buio della città. tutte le volte che vuoi facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che sorridevi. Ora un cielo diverso, il nostro, una macchia di inchiostro. Tu non me l'hai detto, ho capito lo stesso. Mi hai lasciato intendere che siamo sempre in tempo, in fondo, per trovarci un posto. Anche se piove dentro va bene lo stesso, tanto prima o poi spioverà. Sulla luna, sulla luna, Sulla luna, sulla luna. ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi c'è ancora vento sulla luna, sulla luna, ancora vento sulla luna, sulla luna, sulla luna, Sulla luna, sulla luna. sulla luna, sulla luna, è passata un'ora. Rieccoci in diretta, siamo con Francesco Mercurio che è avvocato e presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro. Allora, abbiamo parlato tra le altre cose del suo primo libro appena uscito, Boris Giuliano, un libro che ha tante sfaccettature e un messaggio al suo interno bellissimo perché parla di sensibilità e di integrazione, esattamente come è la sua attività. Intanto, caro Francesco, come mai ci hai portato Annalisa Vento sulla Luna? Allora, perché io ho incontrato Annalisa, perché ovviamente non magari la persona, no? La voce di Annalisa l'ho scoperta per caso ed è stata una scoperta meravigliosa. Vento sulla Luna perché mi dà un senso di libertà, già il titolo, no? Vento sulla Luna, e poi perché mi riporta agli anni dell'università, agli anni di Urbino, quando mi sentivo veramente libero. E la Luna è anche il luogo dove Ariosto colloca le cose perdute, le cose che prima c'erano e adesso non ci stanno più, e le cose, quindi come il senno di Orlando nel caso specifico. Nel caso mio invece è la gioventù, la spensieratezza e la libertà dei tempi di Urbino, quindi io associo quella canzone alle estati, comunque alle serate all'università, quando facevo l'università, ecco, alle serate urbinati. Poi mi riporta ai 4 amici che sono ancora lì a Urbino, che ogni tanto rivedo e con cui rivivo quei tempi. E li salutiamo tutti e 4, anche loro hanno fatto parte un po' come per il tuo libro di una sorta di squadra speciale. Sì, sono
Sono gli amici di cui dico anche nei ringraziamenti, sono gli amici di Certo. sempre. Li ringrazio perché sono amici e perché ci sono sempre. Scrivo nei ringraziamenti, ecco, del libro. Senti un po', parliamo anche della Lega del Filo d'Oro, di tutte le attività importantissime che svolge e che svolgi anche tu al suo interno. Mi hai detto che c'è in arrivo anche qualcosa a livello italiano, nazionale qui a giugno. Cosa arriva di bello? Allora, di bello, la Lega del Filo d'Oro a giugno avrà l'Assemblea Nazionale delle Famiglie, che è un evento importantissimo dove appunto si incontreranno le famiglie delle persone con pluriminorazione psicosensoriale che fanno riferimento alla nostra fondazione. Invece dal punto di vista legislativo noi abbiamo una prima riforma della legge delega sulla disabilità, la 227 del 2021, che è il decreto legislativo del 3 maggio di quest'anno, che introduce, diciamo, una serie di, mi rendo conto che il tema è un po' tecnico, però diciamo una serie di cambiamenti che potrebbero modernizzare la nostra visione dei diritti, quindi la visione dei diritti che c'è in Italia. Oh, diciamo anche che era ora, possiamo dirlo tra me e te sottovoce, era ora. No, lo possiamo anche urlare, era ora, anche perché sono 15 anni che il nostro paese ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La legge delega, la 227, è uscita appunto nel 2021 e finalmente si comincia a dare attuazione a questo disegno. Ecco. È anche vero che l'Italia è piena di leggi bellissime, il problema è sempre un po' l'attuazione, e quello però è già un altro tema. Intanto portiamo a casa questa riforma e poi dopo ci batteremo per farla attuare. Tanto bisogna sempre andare avanti per gradi in tutte le cose della vita. Assolutamente sì. E a proposito di andare avanti, diciamo così, per gradi, perché tu sei già oltre con la tua scrittura, sei già quasi, diciamo, volendo appunto a 10 libri da pubblicare, ma il tuo primo, Boris Giuliano, dove lo troviamo? Diciamo subito a Cornero Edizioni. Dove lo possiamo acquistare? Su Amazon, su IBS e anche nelle librerie Mondadori e Feltrinelli lo potete ordinare sia in libreria che su internet, anche su Kindle, lo trovate anche in formato Kindle. E per chi volesse sapere un po' di più su di te, sulla tua attività e sulla Lega del Filo d'Oro, c'è qualche contatto, qualche sito di riferimento? C'è ovviamente il nostro sito che è www.legadelfilodoro.it, dove ci sono tutte le informazioni sulla fondazione, e c'è il nostro numero appunto nazionale che è 07172 e poi noi abbiamo diversi centri e sedi in Italia. Anzi, noi cerchiamo sostenitori e volontari. Proprio recentemente c'è stata la giornata del sostenitore che ha visto la partecipazione di quasi 1000 persone che hanno visitato i nostri centri, persone che ci sostengono e hanno visto come lavoriamo, perché noi non abbiamo niente da nascondere, quindi noi chiediamo l'aiuto di tutti e non abbiamo paura di far vedere alle persone quello che facciamo, proprio perché noi siamo sicuri che ogni euro che ci venga donato viene speso per la causa. Senti un po', siamo arrivati veloci come il vento sulla luna, come dice Annalisa, alla chiusura di questa parte del Bosco dei Sogni. È stato veramente bello, sai, poterti conoscere. Sei una persona che trasmette entusiasmo, è una cosa anche, sai, abbastanza rara di questi tempi. Ti chiedo se hai un messaggio che vuoi condividere con i nostri ascoltatori. Allora, che secondo me è importante nella vita vivere con ironia, fantasia e determinazione. Secondo me sono le 3 chiavi che ci possono portare a realizzarci, senza mai trascurare naturalmente l'attenzione all'altro. Quindi secondo me, ecco, il modo per vivere meglio è questo: essere ironici, fantasiosi, mai superficiali. Ironici non significa superficiali, sensibili e determinati. Grazie di cuore Francesco, io mi faccio tanti nodi al fazzoletto. Quanti sono i tuoi prossimi libri in uscita, quindi torneremo di volta in volta a risentirci, anche per sondare un po' questo nuovo passo in avanti dell'Italia a livello quantomeno legislativo sulla sensibilità e l'attenzione alle disabilità.
E quindi, insomma, sai che tornerò a bussare alla tua porta. Intanto è stato bellissimo averti qui e sentire l'emozione nella tua voce per tutto quello che fai e per l'uscita del tuo primo libro. Ti mando anche tutti i saluti dei nostri gentilissimi ascoltatori che aspettano come me di ritrovarti qui. Intanto un grandissimo, enorme abbraccio. Grazie, un abbraccio a te e a tutti. Detto questo, carissimi ascoltatori, noi come sempre ci vediamo, ci sentiamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima, sempre qui al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Buona serata.